Amici, buongiorno, rassegna stampa di 11 febbraio 2021. Oggi le notizie le ricaviamo in particolar modo dal web e naturalmente anche dalle nostre pagine di riferimento, Made in Polesine e La Voce di Rovigo, e naturalmente un'occhiata anche al Gazzettino Rovigo. Andiamo subito alle notizie. Gazzettino, c'è questa notizia: vaccini, la UE frena il Veneto, Bruxelles contro gli acquisti diretti da parte di stati e regioni. Ma Zaia dice: noi andiamo avanti lo stesso. Vedremo lo sviluppo di questa notizia. La rivolta nei 5 Stelle, Grillo sente Draghi e si sblocca il voto online. Oggi la conta su Rousseau dopo il segnale sull'ambiente. Cresce il fronte anti-Draghi, ma i governisti, se perdiamo qualche pasdaran per noi meglio. Anche qua vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni. Andiamo sul Gazzettino di Rovigo. In prima pagina, la crisi del settore del turismo, chiuse attività storiche, turismo fermo, agenzie in ginocchio. Stop ai viaggi e crisi per le agenzie, alcuni agenti storici hanno sospeso o chiuso l'attività, altri tengono aperto grazie ai servizi di biglietteria aerea. Gli studi di settore prevedono che ci vorranno almeno 3 anni per tornare ai fatturati aziendali anti-Covid. E sempre sulla crisi di alcuni settori per il Covid, baristi senza colpe, infatti la Confcommercio difende i gestori sugli errori dei clienti. Ma non manca il mea culpa, qualcuno ha fatto finta di niente e ora paghiamo tutti. Delta, la notizia che vi avevamo già dato ieri: pesce anonimo, multe e sequestro, oltre 2 quintali di prodotti ittici confiscati e sanzioni per 4.500 euro a 2 grossisti che operavano in Polesine. Per 2 settimane gli ispettori della Capitaneria di Chioggia hanno passato al setaccio i mercati Clodiense e di Donada. A Fratta Polesine rapini in villa, 3 condanne, 8 anni di reclusione ai marocchini autori degli assalti nell'agosto 2018. Avevano preso di mira le abitazioni di anziani finite anche malmenati. Sport volley, impresa Delta in Coppa Italia. I ragazzi di Zambonin si impongono 1-3 sul campo della Prisma Taranto, nei quarti di finali disputati in gara unica, e proseguono così il loro cammino. Dalla Voce di Rovigo, Badia Polesine, ex ospedale, parte la rinascita. Si demolisce per poi ricostruire, arriveranno medicina integrata e centro polifunzionale. La demolizione dovrebbe essere ultimata per il mese di aprile, dopodiché ci si concentrerà al piano terra del lato sud, dove si andrà a realizzare la riqualificazione mirata allo sbarco nella struttura della medicina di gruppo e dei poliambulatori. Per quanto riguarda il commercio, The Horse raddoppiati fino al 31 marzo. La Giunta ha legato la possibilità di ampliare gli esterni e lo stato di emergenza stabilito col DPCM. Quindi ci sarà il raddoppio dei The Horse e la gratuità dell'occupazione del suolo pubblico legata all'emergenza, e durerà questo fino al 31 marzo. Abbiamo seguito nei giorni scorsi il caso della geriatria di Rovigo. C'è una dichiarazione del direttore Compostella: i Novax dell'ULSS presto sospesi. Finora sono 106 gli operatori sanitari contrari, mettono a repentaglio la sicurezza loro e degli altri. Mentre a 300 è morto il terzo anziano che, entrato senza il Covid in geriatria, lo ha contratto in ospedale, gli 11 operatori sanitari Novax continuano a lavorare sprovvisti della maggiore tra le protezioni possibili contro l'epidemia, appunto la vaccinazione. La bomba scoppiata con il focolaio di Covid nel reparto di geriatria Rovigo è destinata dunque ad avere ripercussioni su tutta l'organizzazione sanitaria veneta. Tra le buone notizie, Canaro, una giovane polesana nel gruppo di ricerca contro la leucemia. Diletta Fontana nel gruppo di ricerca della Bicocca sulla leucemia mieloide cronica. Brava e complimenti a Diletta. Dalla piazza web, turismo, associazione albergatori, scuola importante ma non danneggiamo il turismo. Il presidente di AIA, Alberto Maschio, riflette sulla ipotesi di chiusura delle scuole al 30 giugno. Il turismo è stato bistrattato, rischierebbe l'ennesima beffa. E per finire, Rovigo oggi, in viale Regina Margherita Rovigo, sfonda la porta della tabaccheria e ruba 5 pacchi di gratta e vinci. Abbattuta a calci alle 2 di notte la vetrata della porta della tabaccheria. Rubati appunto 5 pacchi di lotteria istantanea, indagano i carabinieri. Rassegna stampa finita, come sempre vi auguriamo buona giornata, ma come sempre vi invitiamo a guardare le nostre pagine social sia su Facebook che su YouTube e naturalmente ascoltarci su Radio Diva. Come sempre da Leandro Maggi è un piacere stare con voi.